canto anch'io, canto anch'io. Amiche e amici, bentrovati. Si è chiusa anche quest'anno un'edizione strepitosa del Festival di Sanremo, ma noi continuiamo col nostro Canto Anch'io speciale Sanremo con i brani musicali un po' più vecchiotti. Siamo tornati a Brescia e siamo tornati con Gigliola Cinquetti, Non ho l'età, e questa ve la ricordate sicuramente, prima classificata nel 1964. Lascia che io viva un amore romantico nella attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Bene, in via 10 giornate qui in centro in compagnia di Giulia, e Nicole. ma che bellezza, e guardate che roba bella e brava secondo me. Tu Giulia sei di Brescia? Sì. Quindi un po' il dialetto lo capisci, lo mastichi, non dico lo canti perché è un po' difficile, ma qualcosa capisci. Pochino. Un pota ce lo fai? Pota? Vabbè, dai, è uscito bene. E tu invece Nicole? Io sono di Verona. A Verona. E stai a Brescia per quali motivi? Studio qua, alla Cattolica. Ah, bene, quindi che fai? Sei una pendolare? Risiedi qui? No, ho preso appartamento qua. Benissimo, in bocca al lupo per tutto, anche tu sei studentessa, siete amiche immagino, no? Siamo in corso insieme. Benissimo, stanno andando bene gli studi? Sì, dai. Siamo contenti. Allora avvicinatevi perché proviamo a fare Non ho l'età Gigliola Cinquetti. Neppure tua madre era nata quando Gigliola Cinquetti cantava sta canzone, nemmanco la tua. Allora è Gogne mo jain, cioè non ho l'età, gogne mo jain. Vuoi provare? Gogne mo jain. Benissimo, non ho gli anni, non ho l'età, non ho ancora gli anni. E lo ripetiamo un'altra volta, gogne mo jain, ok? Poi, per sta con te, pedegne mo, cioè non posso ancora, non ho l'età. Quindi per sta con te, pedegne mo. Per star con te, podegne mo. Vuoi provare? No, va bene così. Furba Nicole, penda fero appena con te, poi te lo facciamo fan veronese, penda fero appena con te, cioè per uscire appena solo con te, quindi penda fero appena con te, prova? Penda fuori appena con te. Poi la sa che ries ce lo fai Nicole, dai. Certo. La Sacheries È una murs dulcinate, e una mus dulcinate. entat che spetom, cioè in attesa che venga quel giorno, entat che spetom, Entat che spetom, che riesca al de, che riesca il de. cioè che venga quel giorno. Per voi quel giorno è già arrivato, siete già innamorate? Si può dire? Boh. Non si può dire. Ma adesso no, ma ora no, ma adesso ancora no, perché non ho l'età. Pronti? Dai, puoi reggerlo per favore, che io mi... Grazie Nicole. Allora, gogne mojain, gogne mojain. Vai Giulia, per sta con te, non fatela fare tutta me. Podegne mo, Penda fero. Vai, appena con te. La sa che ries è una murs dulcina. Questa continua a ridere. Enta che spetom, che riesca il de, ma adesso no. Soddisfatte? Sì. Sì? Voi dite che Gigliola Cinquetti potrebbe essere contenta della nostra interpretazione? Dai, speriamo di sì. Va bene, ragazzi, siete state davvero molto carine, simpatiche e gentili. Auguriamo a voi tutti i vostri successi belli, professionali di studio, va bene? Grazie. Grazie Giulia e grazie Nicola. Grazie. A voi, alla prossima, ciao!